Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ogni volta che rinnoviamo la nostra professione di fede recitando il credo, noi affermiamo che la Chiesa è una e santa. È una perché ha la sua origine in Dio Trinità, mistero di unità e di comunione piena. La Chiesa poi è santa in quanto è fondata su Gesù Cristo, animata dal suo Santo Spirito, ricolmata del suo amore e della sua salvezza. Allo stesso tempo però è santa ma composta di peccatori, tutti noi. Peccatori che facciamo esperienza ogni giorno delle proprie fragilità e delle proprie miserie. Allora questa fede che professiamo ci spinge alla conversione, ad avere il coraggio di vivere quotidianamente l'unità e la santità. E se noi non siamo uniti, se non siamo santi, è perché non siamo fedeli a Gesù. Ma Lui, Gesù, non ci lascia soli, non abbandona la sua Chiesa, Lui cammina con noi, Lui ci capisce le nostre debolezze, i nostri peccati, ci perdona, sempre che noi ci lasciamoci perdonare, no? Ma Lui è sempre con noi aiutandoci a diventare meno peccatori, più santi, più uniti. Il primo conforto ci viene dal fatto che Gesù ha pregato tanto per l'unità dei discepoli. E la preghiera nell'ultima cena, Gesù ha chiesto tanto Padre che siano uno, ha pregato per l'unità. E proprio nell'imminenza della passione, quando stava per offrire tutta la sua vita per noi. È quello che siamo invitati continuamente a rileggere e meditare in una delle pagine più intense e commoventi del Vangelo di Giovanni, il capitolo 17. Come è bello sapere che il Signore, appena prima di morire, non si è preoccupato di se stesso, ma ha pensato a noi. E nel suo dialogo accorato col Padre ha pregato proprio perché possiamo essere una cosa sola con Lui e tra di noi. Ecco, con queste parole Gesù si è fatto nostro intercessore presso il Padre perché possiamo entrare anche noi nella piena comunione d'amore con Lui. Allo stesso tempo le affida a noi come suo testamento spirituale, perché l'unità possa diventare sempre di più la nota distintiva delle nostre comunità cristiane e la risposta più bella a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi, l'unità. Tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te. Siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. La Chiesa ha cercato fin dall'inizio di realizzare questo proposito che sta tanto a cuore a Gesù. Gli Atti degli Apostoli ci ricordano che i primi cristiani si distinguevano per il fatto di avere un cuore solo e un'anima sola. L'Apostolo Paolo poi esortava le sue comunità a non dimenticare che sono un solo corpo. Abbiamo sentito nelle letture.
L'esperienza però ci dice che sono tanti i peccati contro l'unità. E non pensiamo solo agli scismi, pensiamo a mancanze molto comuni nelle nostre comunità, a peccati parrocchiali, a quelli peccati nelle parrocchie. A volte, infatti, le nostre parrocchie, chiamate ad essere luoghi di condivisione e di comunione, sono tristemente segnate da invidie, gelosie, antipatie. E le chiacchiere sono a mano di tutti. Quanto si chiacchiera nelle parrocchie. È buono questo o non è buono? È buono. E se uno viene eletto presidente di quell'associazione, ma si chiacchiera contro di lui. E se quell'altra viene eletta presidenta della catechesi, le altre chiacchierano contro di lui. Ma no, questo non è la Chiesa, Questo non si deve fare, Non dobbiamo farlo, Non vi dico che vi tagliate la lingua, no, tanto no, ma chiedere al Signore la grazia di non farlo. Questo è umano, ma non è cristiano. Questo succede quando puntiamo ai primi posti, quando mettiamo al centro noi stessi con le nostre ambizioni personali e i nostri modi di vedere le cose e giudichiamo gli altri, quando guardiamo ai difetti dei fratelli invece che ai loro doti, quando diamo più peso a quello che ci divide invece a quello che ci accomuna. Una volta, nell'altra diocesi che avevo prima, ho sentito un commento interessante e bello. Si parlava di una anziana che tutta la vita aveva lavorato in parrocchia, no? E una persona che la conosceva bene ha detto: questa donna mai ha sparlato, mai ha chiacchierato, sempre era un sorriso. Ma una donna sì può essere canonizzata domani, Ma così, è bello questo, un bel esempio. E se guardiamo alla storia della Chiesa, quante divisioni fra noi cristiani. Anche adesso siamo divisi. Anche nella storia i cristiani abbiamo fatto la guerra fra noi per divisioni teologiche. Pensiamo a quella dei 30 anni. Ma questo non è cristiano. Siamo cristiani e no, siamo divisi adesso. Dobbiamo chiedere anche per l'unità di tutti i cristiani, andare sulla strada dell'unità che è quella che Gesù vuole e ha pregato per quella. Di fronte a tutto questo dobbiamo fare seriamente un esame di coscienza. In una comunità cristiana la divisione è uno dei peccati più gravi, perché la rende segno non dell'opera di Dio, ma dell'opera del diavolo, il quale è per definizione colui che separa, che rovina i rapporti, che insinua pregiudizi. La divisione in una comunità cristiana, sia una scuola, sia una parrocchia, sia in un'associazione, ma dove sia, è un peccato gravissimo, perché è opera del diavolo. Dio invece
vuole che cresciamo nella capacità di accoglierci, di perdonarci e di volerci bene per assomigliare sempre di più a Lui che è comunione e amore. In questo sta la santità della Chiesa, nel riconoscersi ad immagine di Dio ricolmata della sua misericordia e della sua grazia. Cari amici, facciamo risuonare nel nostro cuore queste parole di Gesù. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Chiediamo sinceramente perdono per tutte le volte in cui siamo stati occasione di divisione o di incomprensione all'interno delle nostre comunità, ben sapendo che non si giunge alla comunione se non attraverso della continua conversione. E che è la conversione? Ma Signore, dammi la grazia di non sparlare, di non criticare, di non chiacchierare, di volere a tutti bene. È una grazia che il Signore ci dà, questo è convertire il cuore, no? E chiediamo che il tessuto quotidiano delle nostre relazioni possa diventare un riflesso sempre più bello e gioioso dal rapporto tra Gesù e il Padre. Grazie.